situazioni di raggruppamento di persone. La situazione, vi lascio immaginare, è in evoluzione, purtroppo non ci si fa l'abitudine a questo tipo di situazioni. Lei, Terebotti, è presidente dei Lanci dell'Umbria. Dell'Umbria, Il sì, quadro dell'Umbria, per quanto riguarda la sua regione, qual è? A parte quello che abbiamo detto, cioè Narni. Lo sto monitorando, sentendo i colleghi minuto per minuto per capire quali sono le situazioni più complicate, ma che risultano essere sempre quelle delle zone già colpite più duramente, di fatto le zone dell'epicentro dove ci sono stati crolli, nuovi crolli. Nelle altre, allontanandosi dalle zone dell'epicentro, la situazione è difficile perché c'è la paura dei cittadini, la preoccupazione. Dalle nostre parti, parliamo del sud dell'Umbria, si registrano soltanto piccole crepe nelle case, spesso di intonaco, però adesso la gente è impaurita e quindi stiamo registrando tutte le segnalazioni che ci arrivano per poter essere in grado rapidamente di andare a fare i controlli più puntuali. Quindi la situazione comunque ve la lascio immaginare, insomma. Noi siamo con sindaci, ovviamente sono tutti attivi, sono stati aperti i COC insieme alla protezione civile, quindi cerchiamo da una parte di rassicurare e da una parte di controllare al meglio possibile la situazione delle case che ci vengono segnalate come colpite. Grazie a Francesco Prego. Terebotti, presidente dei Lanci dell'Umbria, che ci ha